Buonasera mister, un risultato 1-0 che non la vedo molto contento. Risultato che sicuramente non ci soddisfa, però per quello espresso in campo secondo me è il risultato giusto. Ho provato a cambiare qualcosa in settimana, ci siamo messi a 3 dietro, ieri nella rifinitura abbiamo perso 2 pedine che dovevano comunque darci una mano. Ho chiesto del sacrificio di alcune persone fuori ruolo, primo tempo sicuramente sottotono, nel secondo decisamente meglio, anche se potevamo fare gol noi come potevano fare gol loro benissimo, quindi risultato giusto, ripeto. Ho visto anche nel primo tempo, come ha detto lei, è partito con la difesa 3, poi ha cambiato e poi nel secondo tempo è ritornato con la difesa 3. Non era soddisfatto magari della gestione dei ruoli da parte dei suoi giocatori oppure vedeva un attimino un momento... Sì, perché noi siamo comunque una squadra, ormai ci conoscono tutti, che se ci aspettano poi andiamo in difficoltà. Avendo messo comunque dei giocatori, ti ripeto, non nel loro ruolo, abbiamo preso un paio di infilate, allora ho preferito cambiare subito, poi nella ripresa siamo tornati ancora a 3 e comunque la squadra nel finale ha spinto e abbiamo fatto quello che potevamo fare, secondo me. Ho sentito anche magari il discorso pre-partita quando stavate facendo il giro nel campo, con anche parole forti sue per cercare di caricare i suoi giocatori. È soddisfatto della reazione oppure... Sono parole che mi sento, io sono molto vero nel dire le cose, i ragazzi lo sanno, siamo comunque un gruppo unito. E la reazione secondo me, per quel che si voglia, comunque c'è stato. Comunque abbiamo trovato una squadra che si difendeva 5-3-1-1, sono ben messi in campo e noi quando abbiamo questo tipo di squadre facciamo fatica. Grazie mister. Buonasera mister, 1-0 che poteva essere anche qualcosina di più, siete andati vicini più spesso al vantaggio, cosa ne pensa? Sì, abbiamo fatto un'altra bella prestazione, non abbiamo preso gol, anche oggi abbiamo concesso poco, una situazione diciamo sugli sviluppi di un angolo, una palla rimessa dentro è stata l'unica situazione per la Tritium. Abbiamo fatto una bella partita, come hai detto tu, un palo, una grande parata del portiere con un palo anche clamoroso il primo tempo, un gol annullato che vorrei un po' rivedere, e nel secondo tempo un altro paio di belle situazioni, però non è bastato e niente, è un periodo che giochiamo bene, facciamo delle belle prestazioni, però ci gira un po' male dal punto di vista realizzativo. Si è messo in campo con un 5-3-1-1, 5-3-2 che dir si voglia, l'ha preparata così sapendo che la Tritium va in difficoltà quando ci sono delle squadre che si chiudono bene, oppure è il vostro modo di giocare e voi la preparate così? Diciamo che è il nostro sistema di gioco, poi c'è anche da dire la verità che oggi la Tritium a inizio partita si è presentata con un sistema diverso, avendo giocato a 3 dietro noi ci siamo adattati perché comunque abbiamo già trovato di queste situazioni, e poi sono ritornati al 4-2-3-1 solito che fanno e penso comunque sia stata una buona partita da parte di tutte e due le squadre. Insomma, c'è stata una bella intensità, tutte e due hanno provato a vincere fino alla fine, anche la Tritium negli ultimi minuti ci ha messo in difficoltà con queste palle dirette in area di rigore e ci ha messo un po' in apprensione. È contento anche magari della prestazione del numero 10 Gini, che ha giocato benissimo sia anche in fase difensiva, portando a casa anche dei compiti difensivi che magari da un giocatore come lui forse ci si aspetta di meno. No, beh, ma lui allora l'abbiamo preso come una mezzala, no? Una mezzala offensiva chiaramente. Poi così, in base a come stiamo giocando, in base a vedendo un po' anche le sue caratteristiche, ha dimostrato di essere un ottimo attaccante che però dà una grossa mano anche in fase difensiva. Quindi ha fatto bene lui, come ha fatto bene in tanti altri, anche chi è subentrato ha fatto il suo e speriamo che vada avanti così e migliori un po' in fase anche realizzativa. Grazie mille.